L'auditorium della Biblioteca Statale di Nuoro ha ospitato ieri il convegno Massimo Pittau, ricordo di un maestro, un evento promosso dall'amministrazione comunale di Nuoro, dal Comitato Nuoro 2000 della Biblioteca Sata per onorare la memoria di Massimo Pittau, nuorese illustre, celebre glottologo e accademico, scomparso all'età di 98 anni il 20 novembre a Sassari. All'incontro sono intervenuti tra gli altri il sindaco Andrea Suddu, l'assessore alla cultura Sebastian Cocco, il linguista Mauro Magia, la docente dell'Università di Sassari Paola Ruggeri. Il dibattito è stato coordinato dal giornalista Antonio Roichi. Nuoro, un mese e mezzo dalla scomparsa, ha deciso di rendere omaggio con un evento pubblico alla figura di questo eminente studioso che ha dato lustro all'Ateneo della Sardegna. Massimo Pittau ha attraversato tutto il XX secolo e i primi 2 decenni del XXI secolo, scandagliando la storia e le origini del popolo sardo, della sua lingua, dei rapporti dei sardi con le altre popolazioni del Mediterraneo e dell'Asia minore, in particolare gli Etruschi, ponendo dei punti fermi in una materia spesso controversa. Una figura di studioso a tutto tondo, quella di Massimo Pittau, che nella sua lunga e prolifica carriera accademica si è occupato della lingua sarda, della sua origine e dei suoi rapporti con quella etrusca, ma ha anche esteso le sue ricerche alla civiltà nuragica, indagando il significato più profondo dei nuraghi che punteggiano senza soluzione di continuità il territorio sardo. Nel corso della serata, attraverso testimonianze, l'analisi dell'attività accademica, ma anche gli aneddoti personali, è stata rievocata la figura di Massimo Pittau, che ha continuato fino all'ultimo a studiare e pubblicare saggi sulla lingua sarda.